Eccoci, benvenuti alla consueta rassegna stampa. Oggi è 25 gennaio e come sapete esce il Sestante News. La redazione ovviamente del Sestante, la redazione giornalistica, ha redatto alcuni articoli sicuramente interessanti di quelle che sono le cose che stanno avvenendo in questi giorni. Innanzitutto Triveneto, Zaia, è prossima la giornata della memoria che ricorda il ciglio degli ebrei nel mondo durante la seconda guerra mondiale. Ancora le nostre rubriche, il nostro cavallo di battaglia, si vi è cambiato il fresco incanto del Portogallo, e ancora il nostro farmacista e anche la nostra Alessandra Marconato, anche le galline nel loro piccolo si uniscono. Milanese comunque in gran pompa magna, Milano i funghi fantastici, il giorno della memoria, Riviera il progetto sì, e ancora Basso Piave, perché voi sapete che il nostro giornale da 2 mesi a questa parte si è allargato anche oltre i confini strettamente legati alla provincia di Padova-Venezia, quindi siamo diciamo nel Padovano col caso Tacchetto e lo spaccio di zona San Carlo, ancora il Trevigiano Core Festival e il Vicentino, programma culturale città di Venezia, San Donà. Ecco, la cosa interessante da dire a livello politico che è venuta la Meloni qua per diciamo dare l'imprimatur all'assessore d'Este che appoggerà il Brugnaro bis. Ancora Verona, anteprima della Marona, e Polesine al via il processo al Tanco bis, i famosi diciamo fra virgolette terroristi diciamo indipendentisti che qualche anno fa hanno assaltato appunto il campanile di San Marco. Politica, Pelicani contro Brugnano sulla tassa di sbarco. Il nostro cavallo di battaglia, libri e fumetti, Borgan Lost 2019, John Ryle contro John Constantine. Ecco, vi invito a leggere ovviamente il nostro giornale, chi ha intenzione, perché lo scopo della nostra testata giornalistica è quella di essere presente sul territorio, quindi se avete notizie particolari che ritenete giusto che siano condivise anche con il giornale e condivise diciamo, da un vasto pubblico che hanno un'utilità sociale, non esitate a contattarci a ilsestantenews.it. Mi raccomando, certe volte bisogna avere anche il coraggio di rappresentare in maniera importante le proprie istanze per aiutare il territorio, aiutare anche gli altri cittadini. Non bisogna solo protestare da casa su Facebook, bisogna avere anche il coraggio di manifestare le proprie idee senza farsi influenzare dagli altri. Bene, vi invito a leggere il giornale che come sapete è non solo online su il Sestante www.ilsestantenews.it ma anche specialmente sulla nostra pagina social su Facebook. Il Sestante ha sempre, continuamente, ogni giorno gli articoli nuovi. Ci sono anche nuovi articoli che verranno fuori lunedì e anche martedì e mercoledì. Grazie e alla prossima.